comunque è una causa molto importante e sono andato su subito. Fausto Tempestin è uno dei tanti operai comunali che nella Marca hanno avuto il compito di issare le bandiere a mezz'asta, così a Ponte di Piave, dove il lutto ha interessato tutta la piazza, compreso il tricolore che ormai ne è simbolo, con lui la sindaca Paola Roma. Papa Francesco era una figura di riferimento non solo dal punto di vista del rispetto che lui ha avuto per la vita, per la pace, ma soprattutto per le persone più deboli e le persone con fragilità. Quindi davvero anche la nostra comunità si stringe in questo grande abbraccio per dire un grande grazie a questo grande Papa. Copione analogo in tutti gli edifici comunali e pubblici trevigiani, come chiesto dalla prefettura, ma è un'adesione tutt'altro che formale. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ricorda un breve dialogo avuto con Francesco. Un punto di riferimento per tutta la comunità che ho avuto anche l'onore di conoscere, incontrare e al quale avevo rivolto anche la preghiera di ricordare nelle sue di preghiere la comunità trevigiana. Uomo di pace, francescano, quindi insomma una persona che metteva al centro le persone. Il pontefice del popolo e della pace, non ti dimenticheremo, il messaggio del presidente della provincia e sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, mentre di un esempio luminoso di dedizione e speranza parla il segretario del Partito Democratico Veneto Andrea Martella, instancabile testimone di misericordia, dialogo e giustizia, le parole usate invece da Luca De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Il presidente Luca Zaia, che lo aveva accolto l'anno scorso sia a Venezia che a Verona, ricorda Francesco soprattutto come uomo di pace. Spero che tutti quelli che i grandi del mondo in questo momento mandano messaggi di cordoglio per la morte del Papa, per la scomparsa di Papa Francesco, sappiano che l'unico modo per onorare la sua figura e tutto quello che è stato è quello di lavorare per la pace. È stato il Papa degli ultimi, è stato il Papa che ha dato voce a chi voce non ha, è stato il Papa che amava dire che la Chiesa Cattolica è come un ospedale da campo che non lascia mai fuori nessuno, non chiude mai le porte a nessuno. Io personalmente lo ricordo con grande affetto perché è stato una persona molto alla mano, molto semplice, pronta alla battuta, ma sicuramente acuto nei ragionamenti, non lo dimenticheremo mai.